Ringraziabi, signora Presidente. Giusto in corte parole per rivenire l'importanza di RCFM nella vitalità della lingua corsa. Mi vengono in capo tre punti. Prima di già la legge sociale, che ti cognetti ne ha parlato un anno, c'è una legge affettiva con RCFM per apportare i corsi, al di là delle nostre amicizie individuali, i corsi risentano come a radio. I corsi risentano come a radio perché di noi c'è a lei a questa radio e a lei i corsi, tra i corsi per apportare questa radio. Il più bello esempio l'abbiamo tutti in capo di un certo forum. A quale diamo quando si cerca una risposta, allora attenzione, gli uomini sono abbastanza larghi, si ha un problema giuridico a farsi segnalare, si basta di l'animatore deve avere parecchie competenze quantunque per rispondere, dunque quando si chiamava Jean-Michel Fradigeli e di Michael Andreani. E dunque questa radio è la radio di un popolo corso e dunque parla la lingua di un popolo corso. E penso che dia a tempo una causa e una conseguenza di questa legge, di sentire questa lingua di noi. Un secondo punto è la pratica di questa lingua in un concreto. Non è mica una lingua alibi, nella RCFM, e questo la dilla, si sente a ore in due la gente ascolta questa radio, che le siano giornali, che le siano emissioni, che le sia musica. E poi dire di noi una maniera di avere l'archivio a memoria per questa lingua, perché qui penso per esempio all'emissione di Idea Ostra, quante parole perse se non c'era mica stato questo lavoro qui. Non è mica un problema di avere un museo di lingua, fin tanto che la lingua non diventa mica un museo è la stessa. E dunque ne venga a un altro punto di aggregazione di noi, perché aggregazione, i neologismi, perché c'è bisogno di noi di questi spazi di espressione spudica, vivi, in appoggio dell'accademico, per la sicura, da inventare la lingua di la bene. E questo è importantissimo. E infine c'è la rappresentazione. E qui ne parliamo spesso, e penso che Romain Colonna sarà d'accordo con me, c'è una fase di rappresentazione per la salvezza di questa lingua, per la sperdere di questa lingua, di già a competenza che viene con la lingua. Mostra che è una lingua d'eccellenza, in di mestieri come il giornalismo, che sono quantunque mestieri che hanno un sguardo favorevole dalla popolazione. Di la lingua di noi di urbane, perché ne ha parlato Saverio Lugiani, con il giornalismo, fuori di un solo insegnamento, c'era la possibilità di avere una più valuta di la lingua in un quadro professionale. E si sa che è un affare che noi dobbiamo trovare una maniera di proporre in due altri mestieri di noi, però non è mica possibile, ma ci la trovare una maniera di noi. E poi è una lingua, la lingua di tutti, che può parlare di tutto e mica solo della stessa, perché quando si parla non so, di economia, d'ambiente, d'agricoltura in lingua corsa, è un'azione fortissima a pro di questa lingua. E ne vengo alla visibilità al servizio della lingua, perché e qui parlo di i giornalisti, parlo degli animatori, degli artisti, degli sportivi, ma di noi di eletti, di noi stessi, abbiamo una parola pubblica e che può permettere alla lingua di avere un altro spazio di espressione. E abbiamo una capacità, e con Pieradio così, abbiamo una capacità d'azione tamanta, semplicemente, naturalmente, parlando.